un consuntivo della sua attività, oggi una conferenza stampa per illustrarle. Gli elementi più importanti quali sono stati? Il più importante elemento sono quelli che riguardano il risparmio economico che l'ente sta perseguendo sotto la mia guida, al fine di poter destinare queste somme che si possono recuperare al migliorare le condizioni economiche anche del personale che deve svolgere le sue attività in maniera più serena e con meno preoccupazioni per quanto riguarda la vita che devono condurre poi fuori da queste mura. Quanto è quantificato il risparmio? Il risparmio che abbiamo quantificato è oltre i 100.000 euro con una sola operazione, che è quella che riguarda la sostituzione del segretario che c'era prima, che è stata ottenuta attraverso una riduzione dei compensi per quanto riguarda gli incarichi, perché non è stata riconosciuta l'indennità come direttore generale, in quanto io non ho ritenuto di dare questa carica, perché già il segretario generale sostanzialmente svolge le stesse funzioni e già solo questa operazione ci ha consentito di risparmiare 50.000 euro all'anno. I buoni pasto? I buoni pasto, questo risparmio che è venuto anche attraverso la convenzione del segretario nuovo con il comune di Palma di Montechiaro, che ci consente di risparmiare un altro 40% dell'importo previsto come indennità che percepisce il segretario, ci ha consentito di arrivare a 100.000 euro e passa, e questi 100.000 euro già ci sono serviti per ripristinare i buoni pasto che dal 2015 non era più possibile riconoscere al personale. Per l'anno prossimo abbiamo fatto altri sacrifici per prevedere la somma necessaria per assicurare i buoni pasto per tutto l'anno a tutto il personale. Parliamo delle scuole, voi state facendo diversi investimenti, in particolare per l'Istituto Fermi che ormai è da anni chiuso, se ci vuole aggiornare sull'iter procedurale. L'iter procedurale sta proseguendo anche in maniera celere, perché io ci tengo tantissimo affinché possa essere sviluppato nel più breve tempo possibile tutto quello che è necessario come progettazione, al fine di poter recuperare i fondi necessari che chiederemo alla Regione di poter intercettare anche in funzione di quelli che sono i fondi che arriveranno, per poter rimettere in consistenza gli immobili che sono originari come sede dell'Istituto di Pia Fermi, e quindi rendere più sicura questa struttura e di poter trasferire di nuovo la scuola nella sua sede originaria. Che tempi ci saranno in previsione? I tempi sono quelli previsti per la burocrazia, tempi di progettazione, a cui il tecnico il professionista che abbiamo dato l'incarico ho fatto presente l'urgenza e la necessità che venga svolta la progettazione nel più breve tempo possibile, e poi tutte le fasi relative all'individuazione e alla richiesta delle somme, l'assegnazione delle stesse e tutta la procedura di gara. Sono 19 milioni di euro quelle previste. Quindi sono un buon investimento per il territorio. Perché bisogna rimettere in consistenza tutto l'intero immobile, che è una vera cittadella scolastica, con tutti i laboratori che sono necessari, tutte le strutture, gli impianti che devono essere a norma. Quindi capite benissimo che le disposizioni di legge devono essere rispettate, e quindi questo porterà tutta una serie di tempi che saranno necessari sia per lo sviluppo delle procedure di gara e sia per poi eseguire i lavori. Un bilancio sulla Polizia Provinciale, visto che stiamo facendo un bilancio a 360 gradi sul loro lavoro e sui controlli che ora si avvieranno, anche visto che ci sarà la produzione degli olivi. La Polizia Provinciale sta svolgendo la sua attività con quei pochi uomini che sono rimasti, perché anche lì siamo ridotti proprio ai minimi termini. Stanno svolgendo il loro servizio egregiamente, continuano a monitorare quelle che sono le nostre strade di competenza, segnalano tutte le situazioni di inquinamento ambientale dovute all'abbandono dei rifiuti, e continueranno anche quelli che sono i controlli agli opifici per la trasformazione delle olive, e quindi eventualmente l'inquinamento dovuto ai reflui e ai sversamenti che possono causare inquinamento delle falde acquifere.